Giappone hanno l'arte di riparare con l'oro, cioè quando le corde si rompono le rimettono assieme e le cuciono con l'oro e fanno qualcosa di ancora più bello. Anche quando i sogni si spezzano, l'importante poi è ripiegarsi con la schiena, abbassarsi, mettere insieme e farlo ancora più bello. Capo Horn, nave Amerigo Vespucci ha passato Capo Horn con vento in poppa, come veri marinai. L'emozione è tantissima, è quasi surreale. 41 ore fa eravamo a Punta Arenas. Devi sognare, però poi una volta che l'hai sognato devi avere la forza di portarlo avanti, anche quando vedi che quel sogno si sta sfrantumando, anche quando lo vedi a pezzi per terra, lì ci vuole la volontà di inginocchiarti, prenderli quei pezzi. Sono orgoglioso di voi e ricostruirlo ancora più bello. Sono orgoglioso di quello che avete fatto, sono orgoglioso del percorso che ci ha portato qua. Grazie.